Il presidente operaio inaugura l'inizio dei lavori di completamento della ciclabile Treviso-Ostiglia alle porte della città e in parte in territorio di Quinto. Sono gli ultimi 2600 metri di un'opera verde, la ciclopedonale, che sarà realizzata con un investimento di 1.100.000 euro. Quindi non solo Treviso-Ostiglia, che poi si collega con questi ultimi 2,6 km al Girasile e quindi alle spiagge, ma anche la nostra Greenway di 550 km in Veneto, ed infine il grande progetto lungo il Po, quindi una pista ciclabile lungo il Po che coinvolge tutte le regioni. Il completamento della Ostiglia a Treviso permetterà l'interconnessione diretta con la Greenway del Sile, il Girasile, e da questa il collegamento con le spiagge, il mare e la laguna fino al delta del Po. 690 km di piste ciclabili, molto soddisfatti anche i sindaci di Treviso e Quinto. Qui riusciremo a portare i cittadini di Treviso sulle peculiarità del nostro territorio di Quinto. Pensiamo all'Oasi Cervara che accoglie migliaia di persone ogni anno, quindi ben venga un percorso ecologico, naturalistico così tanto voluto e tanto frequentato. È un'opera importantissima, è importante sia per il turismo che per anche la fruizione dei cittadini di Treviso, perché completa un'area bellissima di verde, e anche con la pista ciclabile che abbiamo fatto via Bernardi, via Montegrappa, via 14 luglio, proprio fa un collegamento ottimale tra il centro di Treviso e questa oasi bellissima. L'ultimo miglio della Ostiglia Treviso sarà pronto indicativamente tra 4-5 mesi.